che ho scritto si intitola Camminanti, perché tutti nella vita, più o meno, chi più chi meno, è alla ricerca, e siamo quindi tutti alla ricerca della nostra buona strada, quella che riteniamo più giusta. Per questo siamo tutti camminanti, nessuno escluso. Siamo delle voci romantiche che il villaggio globale sta cercando di spegnere pian pianino, ma non ci riusciranno. Non ci riusciranno perché siamo figli della musica e dell'arte. E l'arte è una cosa importantissima. Per questo vi invito a continuare a camminare, perché giorno per giorno ognuno di noi, se fa il proprio dovere, fa girare e contribuisce a far girare questo mondo un po' meglio. E io ne sono convinto, sono straconvinto di questo. Quindi, cari amici camminanti, Susiemoli, alzatevi, non vi vergognate. Ah, rufisca, signora Mitta, rufisco. Quindi alziamoci e camminiamo. Quindi mani in aria, afferriamo la lampadina. Siamo tutti camminanti, siamo tutti camminanti. Siamo tutti camminanti, siamo tutti camminanti. Vai Paolo! Senza lasciare San Sebastiano, San Vicino, una suonata, una colonna, date la mano. A Capiferro, qui nel capitolo, qui in Massallo, qui in Sofino, giro un po', qui in Vanetti. Con uno stampo, la mala sorte, tutti i festi, tutti i posti, l'unica voce, porta che porta. Dama delle gambe, io, servono soldi, non sono in tempo. Una gira di la cattiva, ma non mi porta il valore.
tante, grazie infinite. E permettetemi di ringraziare di vero cuore, in primis, questo straordinario musicista, Placido Salamone, che questa sera si è prestato a suonare assieme a me. E poi permettetemi di ringraziare tutti voi per il vostro calore, per la vostra accoglienza. Permettetemi di ringraziare Augusto Milana, il signor Sindaco che ci ha onorato nella sua presenza, Valerio Tullio Pescedelli, e come farei io senza Fulvio? Grazie a Divana e grazie veramente di cuore a tutti voi. A presto, e se volete c'è anche il disco,